Buonasera a tutti ragazzi, quindi qui il tempo sta per cambiare, quindi mi sa che domani sarà una brutta giornata, non voglio pensarci, però visto il cielo come sta messo, mi sa che rimane, è giusto che domani incominci a piovere come già avevo fatto il video prima, l'ho fatto ieri mi pare, che incominciava il maltempo lunedì, martedì e mercoledì. E mi sa che abbiamo ragione davvero, quindi il tempo è grigio, si è annuvolato, non piove, questo no, però. E proprio mi pare di stare a Silentino qua. Ciao Chris, proprio un brutto tempo si sta mettendo, quindi mi sa. Franci, stai mangiando già? Quindi stanno tutti quanti post pranzo domenicale, quindi stanno tutti quanti bene, chi si è mangiato i tavoli i tavoli, il biere da tavola, diciamo stanno tutti quanti scassati. Sì, sì, pure qua, guarda, è tutto grigio proprio. Mamma mia, già è depressione così, ma figurati con sto tempo, è ancora più depressione. Ma stiamo proprio a posto. Certo, quando vedi bel tempo pure ti intossichi. Ciao Anna, vivo a San Valvo. Costine con insalata russa. Ma per la fissazione con l'insalata russa ultimamente. Pure a me mi piace molto. Pure tante calorie, però è buono al finale. Quando andavo nei paesi dell'est, specialmente Romania, Polonia, Ucraina, era fissa la insalata russa proprio. Che poi là la fanno davvero ottima. Specialmente a Mosca, Ucraina, Romania, Polonia. Lì ha voglia di insalata russa. In Romania a base di carne, la stessa cosa. Sì, grazie, guarda, pure io sono stato con gli amici del Trentino Alto Adige e ho mangiato sia il goulash che la polenta. Io la verità pensavo sempre a prendere in giro la polenta, però ti dato. Però pensavo che era brutto, invece no, è buono. Ho mangiato la polenta con i fagioli e salsiccia. Questo era uno del Trentino Alto Adige. Poi stava il suo amico, questo qua che ha fatto la fiera insieme, che faceva il goulash. Sì, sì, Cristi, sì, dopo che finisce questo virus, sì, sì, si continua a girare il mondo. Sì, sì, in effetti ragazzi, io pensavo che la polenta, sa, un piatto che diciamo che qui non si usa, però come lo facevano loro era buonissimo. Poi c'aveva un macchinario un po' strano, in effetti, questo faceva la fiera insieme a me. Aveva questa polenta che girava in questa tipo, che ne so, cassuola, che aveva una cosa automatica che girava lentamente, lentamente, e poi a parte aveva, diciamo, la... Ma sì, dovrà finire a finale, eh. Penso che per giugno sarà finito, perlomeno al sud secondo me per giugno sarà finito. Il nord secondo me ancora un pochino. Mo vediamo un po' la situazione come sta. Oggi pare che sono di meno in Lombardia, meno male. Non come ieri che erano 1200 mi pare. Oggi sono di meno, ho visto già. Quindi speriamo che continua così, se no qua è festa proprio. Per le regioni del sud, secondo me, grazie a giugno sarà finita. Di certo faranno un casino, Cristi. Se aprono il 4 di maggio, tu fai attenzione comunque, Cristi, eh. Non buttarti pure tu in mezzo al casino. Perché va a finire che tutti quanti escono, tutti quanti si ammalano e poi buonanotte. Il 4 di maggio, secondo me, ma anche secondo tanti scienziati, esperti, non solo io, dicono che è troppo presto, non è che lo dico
anche perché ci stanno un sacco di contagiati, non è perché tu dici Giuseppe, ci sta un sacco di persone asintomatici, persone che ce l'hanno, poi ci sta chi non lo dice, è un casino a finale. Sì, sì, l'ho visto, il video me l'ha mandato tu, me l'ha mandato pure Marco, quello stesso video che facevano la rivolta. Però ragazzi, ma rivolta di che? Al finale stanno un sacco di contagiati pure a Torino, in Piemonte. Cioè, ho capito che non si lavora, ho capito tutto quello che le vogliono dire loro, ho capito che soldi per mangiare non ce ne stanno. Però manco non ci possiamo azzeppare la pelle, però. Il problema è pure questo. Il problema è che lo Stato dovrebbe aiutare un po' tutti. E quello è il problema. Secondo me per farli stare a casa dovrebbero fare tipo, che ne so, un reddito di emergenza, chiamiamolo così, va. Un reddito per fare stare tutti a casa affinché non passa questa emergenza. Quindi invece del reddito di cittadinanza, un reddito di emergenza, quindi per fare stare tutti quanti a casa e non farli uscire fuori. Perlomeno lo Stato potrà dire, senti, allora, da mangiare ce l'hai, quindi fammi il piacere, rimani a casa e non farci rischiare a noi. Allora già cambierebbe un po' la situazione. Ma purtroppo molti non hanno soldi più, quindi chi l'aveva li ha terminati, chi poi c'ha bar, parruccherie, diciamo i tabacchi no perché stanno aperti, quindi una per lo spritz gentilmente. Diciamo che quelli più condannati sono ristoranti. Sì, sì, ristoranti, bar, la pizzeria no, perché la pizzeria, torno a ripetere, possono fare le pizze da sport e si lavora un po', diciamo si recupera, quindi le pizzerie possono pure aprire senza aprire al pubblico, quindi solo la portano a casa, quindi il rischio è poco. Però il ristorante come fai? Oppure bar che fa la pericena come fanno al nord, come io prendo sempre in giro che fanno la pericena, queste cose qua la sera che ci stanno uno sopra l'altro. Oppure specialmente a Torino, che io ci sono stato un sacco di volte, quando fanno i concerti a Parco d'Oro, a Parco Valentino, che ci stanno tanti ragazzi torinesi che stanno lì ad ascoltare musica e bere, fare street food. Mi ricordo al Parco d'Oro, ci stava a Parco d'Oro un sacco di gente, musica dal vivo, tutti i torinesi raggruppati lì. Come fai? Quelli sta uno sopra l'altro, come fai a contenere il virus poi? Quindi lo so perché ho fatto lo street food a Parco d'Oro, a Parco Valentino, ai Murazzi, sotto ai Murazzi non ne parliamo proprio, è pieno di persone. So che ci sta solo, so perché perlomeno quando sono andato io ci stava solo un locale aperto, una biblioteca per universitari sotto ai Murazzi, poi tutti gli altri locali erano chiusi, quindi per ristrutturazione, tutte queste cose qua. Quindi stava solo questa, perché ho fatto lo street food lì e stava solo questa, ma tipo università dove andavano i ragazzi a studiare, che ne so, una cosa così comunque, dove potevi studiare. Sì, sì, Marco, sì, io mi ricordo perché l'ho fatti tutti quanti, Piazza Castello pure ho fatto la fiera, quindi tutte queste piazze le ho fatte tutte quante, quindi quando poi i torinesi arrivano si riempie, quindi lo so, Parco d'Oro, Parco Valentino, quando arrivano, arrivano. Quindi, allora Francesco, cosa avete mangiato oggi? Ti scassato una volta, no? Cristina, subito ha fatto costine e, e insalata russa. Tu? Ti hai mangiato coniglio, gatto, i piedi da seggia, i piedi da tavola. Ti hai mantenuto leggero, legno. No, light, Francesco, stiamo perdendo a Francesco, ragazzi. Ti hai mantenuto leggero, Francesco, mamma. Ciao, grazie. Vedi, grazie subito, genovese eccezionale, buono. Vedi, grazie, niente light, è fatto, grazie è fatto direttamente, mi scassa e buonanotte. Franci, hai la febbre, non ti senti bene?
un napoletano che dice che si è mantenuto light la domenica è pazzesco quasi. È come un salernitano che oggi dice mi sono mangiato, che ne so, un po' di pasta oppure senza la pasta, diciamo il campano è stata fondamentale. A me sta mia mamma e mio padre che sono capaci di mangiarsi solo la pasta e basta. Eh sì, Marco, ma è tutto strano. La polizia non ha messo il video della telecamera di sicurezza perché giustamente stanno le operazioni in corso. Però questo è entrato. Poi la cosa strana è che ha parlato con il figlio fino a mezzanotte, no? Ragù, come sempre, ragù, parmigiana e fissa e domenica è sempre così al finale. Quindi costine, salsiccia, braciola, peperoni in padella. E la cosa strana, Marco, è che questo è entrato. Ha finito di parlare col figlio a mezzanotte, poi è uscito misteriosamente e si è ritirato alle 4 del mattino. Poi non è uscito più. Il figlio il lunedì ha chiamato e questo non ha risposto. Il martedì è partito e è andato lì. Poi di questo non si è visto più nulla. Ci sta la telecamera di sicurezza piantonata che ha messo il figlio perché abita il papà da solo. E non ci sta, si vede solo la porta chiudersi. Come dice il ragazzo, pure la polizia dice questo dove si è dissolto. Cioè, al quinto piano non è che ti può buttare da sotto. Già qua io abito al terzo piano e tu calcola che qui al terzo piano vedi quanto è alto, no? Tu immagina come fai a scendere. Poi non è fatto un giovanotto, anche con i tubi non è che puoi scendere, uno facilmente scende. A parte che come fai? Quindi diciamo questo è scomparso proprio. Poi il cellulare sta lì sul divano, quindi tutti i suoi effetti personali, soldi, portafoglio, tutto sta lì. Cioè pure se voleva andarsene, che ne so, ma la cosa è strana sempre perché comunque come fai a è strano, ma fino ad oggi non l'hanno trovato, quindi non hanno potuto messo il video che fa vedere l'entrata e l'uscita, diciamo, perché quello in effetti esce a mezzanotte, si ritira alle 4 e poi non esce più, quella porta rimane chiusa e basta. Pure la polizia ha detto si è dissolto. Quindi stanno provando a cercare, hanno provato a guardare intorno all'edificio perché l'ho dovuto tradurre perché era russo, diciamo tutta la storia. E hanno detto che era impossibile che va a capire. Mondo parallelo, Marco, secondo me. O qualche rapimento di UFO. Boh. Guarda, il rapimento di UFO ci può stare, sai perché? Perché dalla finestra si può rapire una persona, diciamo, però un UFO. Però non di certo una persona. Un rapimento alieno potrebbe essere più quello probabile, perché sennò questo che fa scompare. Diciamo che questa sarebbe la cosa più logica quasi, anche se è logica, però è sempre quella più logica, perché poi di cose razionali non ci sta nulla finora. Quinto piano, la porta sta chiusa, quindi non esce. Tu vuoi trovare nella lì? E mo lo chiamiamo, ya. Facciamo come ho fatto con mia mamma. Mia mamma ha fatto un video quello là dell'asteroide del 29 aprile. E ha fatto mia mamma. Vabbè, ma vedi che 29 è il mio compleanno. Ho detto vabbè, chiama NASA. Ma che ne so, Marco? Boh. Sì, Astro, stavamo parlando di un signore che in effetti è scomparso. Ha la telecamera di sicurezza davanti alla porta perché è un pensionato. È entrato in casa e non è uscito più. Il problema è che non si trova più, quindi in casa non ci sta. Dalla finestra non poteva uscire dal balcone perché abita al quinto piano e quindi non si trova. È successo il giorno 13 nella mattinata e stiamo oggi a 19 e ancora non si trova il signore, quindi si è dissolto. Quindi per logica noi diciamo che è un rapimento alieno.
perché sennò questo come e quello è scomparso. Sì, sì, l'ho detto a mia mamma, ti preoccupare, chiamo la NASA, facciamo i 30. Se no dopo c'è un suo cam un compleanno. E diciamo un video strano, purtroppo il video della telecamera di sicurezza non è stato possibile, non l'hanno messo perché ci sta l'indagine in corso, quindi spero che poi quando vado sul sito riesco a trovare se la soluzione c'è stata oppure senza cellulare, senza niente. E dove è andato questo? Boh, a volte ci stanno proprio fatti che non hanno una ragione logica. Sì, sì, Francia, mica che ti cercano i soldi la lì, no? 1000 sesterzi, tipo antichità, sesterzi. No, come tutti quanti, la suocera proprio, sempre la suocera. Ma stamattina stavo vedendo un video su TikTok, ha fatto, oh, subito tu, fanno gli esperimenti con i conigli. Ha fatto, signora, ma come mai la vostra casa è rotonda? Ha detto no, no, perché mia suocera mi ha detto se aveva un angolino per lei, quindi ha comprato una casa rotonda, capì? L'ho letto su TikTok, un video. Dice signora, ma questa casa è una cosa particolare, la vedo rotonda. Sì, sì, è rotonda. Dice ma perché hai scelto questa forma sferica? Perché mia suocera mi aveva cercato se ci stava un angolino per lei. Vedi quando ne pensano qua. La gente sta impazzendo oramai. Ubiquità. Ma comunque è strano il finale, ragazzi, ma non si sa. La connessione su WhatsApp, Facebook, quindi stanno tutti ammassati oramai. Eppure la linea questa qui che ho è potentissima, penso un po' se era di meno. Non si pigliava proprio un segnale, secondo me. Questo ma è fibra ottica 100 mega della TIM. Più forte di questa, boh, che già metto un satellite. Quindi sono troppe persone che sono connesse in questo momento. Sì, sì, francese, sì, sì, è quello che ho detto, di 100 mega, TIM, fibra ottica, e che devo mettere? Devo usare quella aliena per me, una connessione aliena mi serve. Madonna, oggi ho tempo, voglio, mamma mia, già sto depresso qua, poi si è messo pure il tempo, proprio. Speriamo che domani non piove. Guarda qua, oh, proprio. Tagliarsi le vene, ragazzi, proprio una serata proprio brutta. Le- Il nulla assoluto. Stiamo proprio inguaiati. Neanche il mare si vede oggi. Ci sta, eccola qua. Eccola qua, si vede una piccola mano. Ecco la nave, si vede, eccola qua. Sì, grazie, ho fatto ieri il video, sì, sì. In effetti porta maltempo fino a mercoledì. Quindi un po' in tutta Italia, tranne mi ricordo perfettamente nel Triveneto e in Sicilia. Quindi poi piove un po' dappertutto. Quindi mi ricordo perché l'ho fatto ieri sto video, quindi mi ricordo perfettamente. Ho detto ci manca solo che viene a piovere e stiamo a posto, diritto. Già è bello bro qua. Non si sente neanche una voce, ragazzi, solo la mia qua fuori. Oggi è proprio festa, si vede proprio che è domenica. Schizzo che è. No, qua ancora no, Franci, fortunatamente. Speriamo di no, perché già... Secondo me ci viste una goccia, Franci, secondo me hai parlato. Vabbè, potresti pure che sta guardando, grazie.
Può darsi pure che adesso sta in ombra, quindi sta nascosta e quindi poi la vedi che compare, capì? No, non ti preoccupare che più o meno nella nottata di stanotte una 50 messaggi, 100 chiamate già l'ho avuti, quindi poi tutto il giorno pure, quindi non preoccuparti, perlomeno. Sì, sì, Franci, quindi diciamo che perlomeno a me non... quindi già ha mandato un sacco di messaggi sul cellulare, quindi forse non ha tempo di entrare in chat, oppure sta studiando mo. Usa lo mio, Sì, sì, al finale, guarda, io ho detto così, no? Siccome ho detto così, no, ho detto così, siccome tu dici di essere migliore di tutti, vabbè, migliore di tutti, tu sei la più bella di tutti, come abbiamo detto, sempre detto, ok, va bene. Ho detto metti un account con la tua foto, senza fare casino e senza fare nulla, così uno giudica. Però secondo me non lo farà mai, quindi è inutile. Speriamo. No, no, sta bene, sta bene. Quindi ho detto metti una tua foto, metti un account normale e vediamo. Così possiamo giudicare. Però mi sa che non lo farà mai. Vabbè ragazzi, io vi saluto. Ci sentiamo dopo alle 9 per l'aggiornamento per il Covid-19. Sicuramente. Quindi ci prepariamo a fare la guerra verso le 9. Perché sicuramente entrerà lì. Forse non si aspettava questa diretta, diciamo, a quest'ora un po' particolare, di solito non la faccio a quest'ora, quindi si aspettava semmai. No, no, Francesco, sto pensando come già mangiava, in realtà non so. Ma faccio un pochi pollo alla cacciatore, o conigli non tengo. No, qualche cosa di secondo, Franci, però non so che cosa, la verità. Un po' di pollo a forno, mo vedo. Qualcosa mi invento comunque, devo elaborare, mo. Vabbè ragazzi, ci sentiamo alle 21, quindi buona continuazione a tutti. Quindi ci sentiamo dopo alle 21 ragazzi, buona continuazione a tutti.